Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi, martedì 8 novembre. Alzerò lo stipendio ai medici del pronto soccorso. Titolava così qualche giorno fa il Corriere della Sera. Un'intervista al ministro della Sanità Orazio Schillaci che esprimeva appunto la volontà di valorizzare il lavoro di questi medici, un tentativo di rispondere alla necessità di personale nel settore della medicina d'urgenza che risulta poco appetibile ai giovani medici per due ordini di motivi: il carico di responsabilità che esso comporta per gli operatori e la facilità con la quale questi ultimi possono essere chiamati in giudizio a risarcire presunti danni da parte dei familiari dei pazienti. Due fattori sicuramente scoraggianti per la professione. Il ministro assicura il suo impegno a rimediare mediante incentivi ai medici che scelgono questa specializzazione. Lo stesso Schillaci però evidenzia che le carenze di personale nel pronto soccorso sono un problema di budget, cioè mancano i fondi per pagare i medici, nonostante, ed è ancora il ministro ad ammetterlo, quelli italiani siano i meno pagati d'Europa e che i medici, a gettone, che vengono impiegati per coprire tali carenze, finiscono per essere pagati da 2 a 5 volte di più. Ma allora non si potrebbe pensare di utilizzare i soldi dei gettoni per assumere più medici nel pronto soccorso? Ne avrebbe giovamento l'efficienza del sistema sanitario pubblico e gli stessi medici, con un carico di lavoro meno oscillante, potrebbero seguire meglio i pazienti e correre meno rischi giudiziari. Allora siamo alla Camera, la pescheria della Camera. La novità è sulle ostriche. Praticamente c'è una nuova confezione, come potete vedere dall'immagine, costa 15 euro al chilo, sono una decina di ostriche, il prezzo è buono e sono veramente ottime. Una novità tecnologica: aprire le ostriche non è facilissimo. Queste invece sono preparate, cioè praticamente hanno fatto un sistema in cui c'è una parte dell'ostrica che è stata già lavorata, c'è un prodotto organico, quindi assolutamente che non dà nessun problema, e all'interno di ogni confezione c'è un vero e proprio piccolo bisturi che, come potete vedere, rende facilissima l'apertura dell'ostica. La consigliera regionale Ostanel del Movimento Civico Il Veneto che vogliamo appoggia il no alle trivellazioni, mentre il governo decide di sbloccare i permessi e permettere così che esse possano essere effettuate. Una scelta sbagliata che mette a rischio i territori, afferma la Ostanel, soprattutto l'area polesana che ha già patito i danni della subsidenza dovuta all'estrazione di gas. Afferma la Ostanel sostenendo che è nelle fonti rinnovabili che si deve cercare la soluzione al problema. Ricorda che era lo stesso presidente Zaia ad affermare: noi le trivelle davanti alle nostre coste del Veneto proprio non le vogliamo. Per essere messi a conoscenza delle scelte di Zaia sul tema, la consigliera ha presentato un'interrogazione sperando che nel frattempo tutte le parti politiche prendano posizione, impedendo nuove trivellazioni nel territorio veneto. In regione anche la consigliera Baldin chiede che il Veneto confermi la propria posizione di contrarietà e a riguardo ha presentato una mozione. Come afferma Baldin, la Regione si è dichiarata contraria già nel 2015, impugnando il decreto Sblocca Italia che consentiva le trivellazioni sull'Alto Adriatico, promuovendo un referendum che di fatto le bloccò. La consigliera ricorda che i presupposti per il no di allora sono ancora tutti validi, dalla subsidenza agli altri pericoli di carattere geologico a fronte di benefici di lieve entità. Bisogna puntare sulle fonti rinnovabili e sulla transizione ecologica, insiste Baldin, ricordando che Zaia nel 2015 sulle trivelle prometteva mai con me. Come contrari alle trivelle erano la Lega e Fratelli d'Italia che al referendum abrogativo chiedevano di votare sì. Baldin chiede quindi coerenza da parte della Regione e conclude dicendo: invito quindi tutti i consiglieri regionali a sottoscrivere la mia mozione, conclude, e spero che possa essere approvata all'unanimità. Sarebbe un primo vero segnale di autonomia da parte della Regione. Anno nuovo, agenda nuova. Vieni a scegliere la tua agenda o il tuo calendario per il 2023 alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni a Chioggia.
Dunque, nel pomeriggio di lunedì, ieri, abbiamo ricevuto diciamo, una segnalazione di una signora che aveva rintracciato una borsa nelle vicinanze di Alga. Abbiamo, diciamo, pubblicato le foto sulla pagina social di Chioggia Azzurra e nel giro di un'ora, come consuetudine, è saltata fuori la proprietaria, anzi veramente la figlia della proprietaria, che appunto è una signora, una coppia di anziani, che è stata scippata il giorno 23 ottobre. Questi due signori, marito e moglie, stavano uscendo dalla chiesa del Santo Spirito e stavano dirigendosi verso casa, stavano attraversando via Belfiore, quando una persona gli ha, diciamo, è sopraggiunta alle loro spalle, gli ha strappato la borsa e è scappato via. Questi signori, tra l'altro, conoscendo anche la situazione di via Alga, sono andati anche a vedere se vedevano qualcosa, non hanno visto nulla e hanno, diciamo, poi hanno provveduto a sporgere denuncia dai carabinieri. Ecco, allora, premesso che lo scippo è avvenuto nella solita zona e anche la borsa è stata ritrovata sempre vicino alla solita zona dove risiede un individuo ben noto, diciamo, ben noto dal punto di vista mediatico per i suoi trascorsi penali, che sono appunto tra questi anche gli scippi, e che questa persona avrebbe dovuto essere ai domiciliari, ma poi qualche giorno fa abbiamo scoperto che non era ai domiciliari, tanto è vero che ho subito un processo per direttissima perché non era a casa evidentemente. Ecco, invitiamo diciamo, chi subisce i furti, non solo, o i scippi, non solo diciamo, ovviamente, l'abbiamo sempre detto, a sporgere denuncia, ma anche a darne comunicazione ai mezzi di informazione. Chi vuole Chioggia Azzurra, ma ce ne sono anche altri, perché è importante che si vengano a sapere queste informazioni, perché in questo modo, se l'opinione pubblica è informata che continuano questi scippi, magari possono porre, diciamo, delle situazioni, magari evitare certe strade, magari essere accompagnati e magari altre cose, perché ricordiamo che se succedono dei scippi e a volte possono succedere anche cose gravi, perché uno può cadere, si può far male, eccetera, eccetera. Su questo non aggiungiamo altro, mettiamo un velo pietoso, non parliamo di giustizia, di altre cose, eccetera, eccetera, e attendiamo futuri sviluppi, perché insomma è una situazione ormai che diciamo è ben nota. A distanza di quasi un anno dall'insediamento dell'amministrazione Armelao, finalmente, lo diciamo noi, sappiamo che non tutti saranno contenti, il sindaco si è deciso a cominciare a fare il percorso per l'attivazione della ZTL con le telecamere. Il sindaco ha spiegato tante volte che dopo la fase di registrazione delle targhe ci sarà una fase di pre-esercizio, quindi si capiranno i flussi, si capiranno le esigenze delle varie attività, dei vari privati, di chi ha il disabile, di quello che è tutta una serie di situazioni, e poi dopo questa fase di pre-esercizio le telecamere verranno attivate e quindi certe situazioni verranno sanzionate in automatico. Il fatto della entrata in funzione della ZTL sta preoccupando, a nostro avviso anche giustamente, alcune attività che temono che i loro affari possano, diciamo, diminuire notevolmente. È già una situazione, a volte stiamo andando verso un periodo non proprio felice per tutta una serie di cose che sappiamo, sono note, e quindi queste preoccupazioni sono assolutamente, diciamo, corrette da un punto di vista, diciamo, di preoccupazione. Ma l'attivazione delle telecamere della ZTL consentirà anche di reprimere certe situazioni, visto che purtroppo il corpo di polizia locale soffre di una notevole mancanza di organico,
e quindi avere le telecamere accese potrebbero diminuire certi gesti, certe situazioni, come per esempio quella che è successa domenica sera, quando una Fiat 500 guidata da uno dei fratelli Penzo, l'altro fratello era Marco Penzo, sfrecciava in mezzo ai pedoni con i bambini a velocità assolutamente non consentita. Ecco, quindi situazioni come queste vanno proprio sanzionate in automatico. Purtroppo non ci sono abbastanza vigili urbani, perché questa è la realtà, ma appunto con l'attivazione delle telecamere tante situazioni andrebbero sicuramente a migliorare. Alla libreria Pegaso a Borgo San Giovanni, Chioggia, il Natale arriva prima. Per tutto il mese di novembre una super promozione su quasi tutti gli articoli presenti in negozio. Passa a prendere i tuoi regali di Natale alla libreria Pegaso. Il nostro articolo che lo scorso anno parlava della festa di San Martino si concludeva con San Martino per tornare in piazza dovrà aspettare il 2022, in quanto lo scorso anno per vari motivi non si è fatto in tempo ad organizzarlo. Ma quest'anno la festa di San Martino si terrà, è totalmente rivoluzionata da come si è svolta nel passato. La festa in piazza sarà nelle giornate dell'11, 12 e 13 novembre e si svolgerà con una rievocazione storica a cura della contrada di San Martino e del maneggio Double Game Ranch nelle giornate dell'11 e del 13. Sarà un corteo che partirà da Piazza Cannoni e che percorrendo Viale San Marco giungerà in Piazza Todaro. Per tutte e tre le giornate lungo Viale San Marco ci sarà una fiera mercato straordinaria e sia lungo questo viale che in Piazza Todaro, a cura della Proloco di Correzzola, ci sarà la rivisitazione dei mestieri di una volta. La festa religiosa sarà venerdì 11 con la Santa Messa presieduta dal Vescovo di Anin alle 18:30 al Duomo di San Martino. Per le 3 giornate ci sarà la presenza del campione del mondo 2021 del tiramisù, il maestro Stefano Serafini, con la collaborazione dell'Istituto Scolastico Enogastronomico Cestari Righi, e in Piazza Todaro si potrà degustare il dolce veneto più famoso al mondo per i 3 giorni dalle 15 alle 20. Sul tema estrazioni si fa sentire anche Vanni Destro per la rete dei comitati polesani a difesa dell'ambiente, lanciando un appello contro le estrazioni di gas nel delta del Po. Afferma che il governo con questo decreto che sblocca le estrazioni cancella una serie di tutele per il territorio costiero dell'Alto Adriatico, in particolare va a incidere sul territorio del delta del Po, che già in passato ha vissuto i risultati del fenomeno della subsidenza, fenomeno del quale sta ancora pagando le conseguenze. Queste cadrebbero in capo anche al veneziano. La rete dei comitati polesani a difesa dell'ambiente si appella quindi ai sindaci, a tutte le attività turistiche e agricole, a tutte le associazioni ambientaliste, a tutti i politici, di fare fronte comune facendo pressione sul governo per evitare potenziali rischi per il territorio. E conclude, non si tratta di fare opposizione, ma di chiedere rispetto e considerazione per i territori che molto hanno già sofferto e di rivedere le proprie scelte in materia di energia. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, martedì 8 novembre, è la nuova farmacia in via San Marco a Sottomarina, vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo che per fare lo speed non serve appuntamento. Ciao a tutti!